Sono la vacca desolina che fa la pappa ogni mattina. Prendiamo le uova fresche. Ciao. Le uova fresche. Sono la vacca desolina che fa la pappa ogni mattina. Allora oggi prepariamo una cosa molto buona. Si chiamano uova alla contadinella. Allora, uova alla contadinella è una roba da mangiare molto bella che la faceva nonna Peppa quando era ragazzina. Era ragazzina e lei lavorava in questo posto dove tutte le mattine doveva andare a preparare queste uova buone buone. Gli ingredienti di oggi sono molto poveri ma buoni. Allora intanto io prendo un po' di aceto e lo verso nell'acqua che sta già bollendo. Eccolo qua, così un po' di aceto. Qualcuno dirà perché un po' di aceto? Perché quando metto le uova, l'aceto fa paura all'uovo, l'uovo non si rompe, rimane così l'uovo, capito? Eccolo qua, mettiamo le uova a bollire. Allora mettiamo le uova a bollire, eccolo lì, e intanto prepariamo gli altri ingredienti che sono la cipolla, eccola qua, la cipolla che io taglio a pezzetti. Io non sono una chef, sono una casalinga come tante ce ne sono che non fanno quel taglio, poi vengono fuori con le dita tagliate. No, no, io non sono quella. Eccola qua, mettiamo la cipolla qui dentro, così. Poi prepariamo le uova, prepariamo i pomodori. Eccoli qua, i pomodori. Ho detto uova perché sono sempre rotonde. Oi, oi. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì. Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, col figlio di Pirodi si è agganciata e resta lì, si è agganciata e resta lì. Vedete? Queste sono le uova alla campagnola, si chiamano. Guardate, ecco qua, il pomodoro è quasi pronto. Eccolo qua, il pomodoraccio è quasi pronto e lo versiamo nel recipiente qua. Eccolo qua. Così, mettiamo qua sopra. Questa roba molto buona. Intanto mettiamo un po' di olio. Ecco qua, un po' di olio, 2 foglie di alloro che gli dà quel gusto campagnolo, gli dà quel gusto campagnolo molto buono. Eccolo qua, aumentiamo un po' la fiamma e facciamo soffriggere tutto quanto. Eccolo qua. Che buon profumo! Sono la vacca desolina che fa la pappa ogni mattina. La fa di qua, la fa di là, la gira su, la gira giù e la mangia che di più. Ecco, adesso lasciamo soffriggere bene. Intanto le uova stanno bollendo, bolliscono, bollono, e un pezzettino di pomodoro secco, come lo faceva mia nonna Peppa, che gli dà quel gusto esotico. Eccolo qua. Ecco qua. E allora aspettiamo
che tutto sia soffritto. Eccolo qua. Dimenticavo uno spicchio d'aglio. Uno spicchio d'aglio, che è molto importante, lo spicchio dell'aglio. Schiacciato. Eccolo qua. Che buono! Ma Lalla non c'è più, si è fidanzato ormai col figlio di Pironi. Aspettiamo che tutto sia cotto. Allora è quasi pronto. L'unica cosa che manca è un po' di sale. Un po' di sale serve sempre. Così non troppo il sale, ricordate, meglio aggiungerne dopo che perché levare non lo possiamo levare. Le uova sono quasi pronte, io qui posso anche spegnere, ecco qua, spegniamo e adesso andiamo a pescare le uova, eccole qua, una, due e tre, eccole qua, le lasciamo raffreddare poco poco, se no queste qui bruciano le mani, eh sì, ma Lalla non lo sa, le uova sono bollite, io adesso le pulisco e boh. Carissimi Ergufam, siamo pronti. Guardate la bellezza di questo piatto, è incredibile. Abbiamo il tè, perché queste cose a me piace accompagnarle con un tè freddo che gli dà quel gusto esotico. Lo diceva mia nonna Peppa, esotico, non ho mai saputo cos'era, però è bello, quel gusto esotico. Guardate che cosa bella, guardate, guardate. È una cosa incredibile. Ho paura a tagliarlo perché poverino. Intanto io assaggio questa bontà, eh? No, me ne vado. Me ne vado perché è troppo buono. Me ne vado. Cioè, voi non riuscite a capire la bontà di questa cosa. Io me ne andrei. Io me ne andrei. È una cosa incredibilmente buona. Che cosa buona, signori miei. Poi si accompagna con l'uovo, queste cipolle. Carissimi Urgufan, io vi saluto perché me lo voglio godere. Ciao a tutti. Un abbraccio forte, ciao! Ma Lalla non c'è più, si è fidanzata ormai, e